Buonasera a tutti, siamo qui per la terza lezione della serie Rinascimenti veneziani tra Roma e Bisanzio. La lezione di oggi è incentrata nella logica che abbiamo dato insieme con Guido Zucconi e Paola Placentino, è incentrata sul rapporto fra il mondo civile, il mondo religioso in età moderna e l'idea di rinascimento che viene elaborata a Venezia. Soprattutto vorrei ragionare insieme a voi su un fenomeno che in realtà non riguarda soltanto il Rinascimento, cioè l'età moderna a Venezia, ma ha origini almeno nel XIII secolo, e cioè il ruolo degli ordini religiosi nella diffusione di modelli architettonici. Gli ordini religiosi sono entità sovranazionali e devo dire che avendo una relativa autonomia rispetto ai poteri statali, in un'Italia, sapete benissimo, molto frammentata, piena di confini e di frontiere, i frati e i monaci, fin dall'Alto Medioevo, hanno un'autonomia di movimento che li ha resi vettori, portatori di idee, libri, notizie, reliquie, di modelli artistici e di modelli architettonici. È proverbiale il ruolo che i benedettini, per esempio, hanno avuto nel Medioevo nel diffondere quello che noi chiamiamo il romanico. Non è un caso che sia stato un benedettino, l'abate Suger, abate del monastero benedettino di Saint-Denis a Parigi, ad avere inventato, fra virgolette, l'opus francigenum, quello che noi chiamiamo il gotico. E certamente non sono gli unici elementi di diffusione di idee, in questo caso architettoniche, ma hanno avuto un ruolo fondamentale proprio per la loro autonomia e libertà di movimento. Allora vi vorrei proporre questo particolare aspetto del Rinascimento veneziano, cercare di vedere insieme a voi se anche in età moderna a Venezia hanno avuto o meno un ruolo nella diffusione di un linguaggio che per Venezia è internazionale, è foresto, e come questo linguaggio, cioè quello dell'architettura all'antica, ha interagito con modelli locali. In parte l'avete già visto nelle lezioni precedenti, in particolare di quella di Paola Placentino, l'interazione fra questo linguaggio, diciamo il latino degli ordini architettonici, e modelli spaziali greci, cioè di origine bizantina, che hanno determinato edifici veramente straordinari come San Giovanni Crisostomo, San Zaccaria, Santa Maria Formosa, eccetera, eccetera. Ora, la Venezia raffigurata da De Barbari è una Venezia che ha una forma in gran parte dovuta alle decisioni in campo urbano che sono state prese soprattutto fra l'XI e il XIII secolo. La forma che a Venezia, cioè non c'è bisogno di dirlo, però non è determinata in negativo dal perimetro di una cinta di mura urbiche, come succede in molte altre città, ma in realtà la forma urbis, il perimetro della città, è dovuto non a un confine, non a un vincolo esterno, ma a delle dinamiche di espansione dall'interno verso l'esterno. E queste dinamiche di espansione, che sono quasi decise a tavolino da un certo momento in poi dalle magistrature veneziane, vedono un ruolo fondamentale negli insediamenti degli ordini mendicanti, soprattutto degli ordini mendicanti come clarisse, minori, predicatori e servi di Maria. Se noi questa mappa con cui Dorigo raffigura la sua idea di Venezia nell'anno 1360,
mettiamo in evidenza i principali conventi di questi ordini religiosi, ci accorgiamo che sono tutti posti in quella che noi potremmo chiamare i margini della città, e a quasi ognuno di questi sono corrisposti poi degli allargamenti dovuti a vari motivi in vari momenti, ma è la scommessa che lo Stato veneziano, le varie magistrature hanno fatto, definendo che in quei luoghi si dovevano insediare delle comunità di frati o di monache, ha fatto in modo che spesso la città si evolvesse, crescesse proprio in quella direzione. Per esempio è significativo il ruolo che hanno avuto i servi di Maria, Santa Maria dei Servi, i predicatori di Santi Giovanni e Paolo, e soprattutto, questo è forse il caso più spettacolare, i minori di Santa Maria Gloriosa dei Frari, che allora era al margine della città, cioè su un golfo, un piccolo golfo che era chiamato Lacus Baduarius, per capirsi più o meno nella posizione dell'attuale più o meno Campo Santa Margherita, e la città ancora doveva espandersi, e sicuramente la sua espansione ha avuto come ruolo determinante proprio la presenza di questo insediamento, che era su uno dei pochissimi percorsi pedonali che allora esistevano a Venezia, cioè quello fra il mercato di Rialto e il traghetto di Fusina, per Fusina, vicino a Santa Marta. Ora, gli ordini mendicanti, quindi a Venezia, hanno avuto un ruolo sicuramente importantissimo per lo sviluppo urbano, ma anche per l'architettura. Le chiese di Santi Giovanni e Paolo e dei Frari sembrano come degli UFO nel panorama della seconda metà del XIII secolo, inizio del XIV secolo a Venezia. Introducono non solo un gigantismo del tutto inedito a Venezia, dimensioni che fino ad allora le chiese non avevano dovuto avere, perché le chiese non erano luoghi dove si riunivano migliaia di persone ad ascoltare le prediche dei frati minori o dei frati predicatori. Il tema del gigantismo, che non è solo veneziano naturalmente, ma riguarda molte delle chiese di ordini mendicanti in tutta Europa. Ma quello che viene introdotto, soprattutto quello che viene introdotto nell'architettura veneziana con Santi Giovanni e Paolo e con i Frari, è un tipo di architettura che è veramente nuovo nel panorama veneziano della fine 200, inizio 300. Una architettura estremamente razionale, dove questa forma particolarissima, se vogliamo, di gotico, cioè di messa in rilievo della struttura rispetto a un pieno come il romanico, per esempio, di San Marco, l'abbandono completo di qualunque riferimento all'architettura bizantina, almeno finché non si costruisce la cupola di Santi Giovanni e Paolo, che è un chiaro riferimento a San Marco, ma questa è una fase successiva. E diciamo una forma molto razionale di controllo dello spazio, una forma razionale dello spazio, di controllo visivo dello spazio, che viene affidata a questo reticolo di linee orizzontali e verticali, pilastri, tiranti, che interagendo invece con il sistema curvilineo delle volte dà la possibilità di leggere questi spazi quasi in senso prospettico. Non è un caso che c'è un filone di storia dell'architettura che vede nell'architettura degli ordini mendicanti una delle origini possibili dell'architettura di Brunelleschi, che è perfettamente controllata dal punto di vista prospettico attraverso questo reticolo di linee verticali e orizzontali, che però in quel caso ovviamente è affidato agli ordini architettonici. Insomma, questa architettura molto, non dico spoglia, ma essenziale, questa architettura molto spaziale, che affida la propria identità, il proprio, come dire, la propria natura a un uso molto controllato e molto monumentale di semplici forme architettoniche, era un'assoluta novità per Venezia.
e anche una architettura limitatamente colorata, quando sappiamo che a Venezia il colore è importante. La gamma cromatica di questi edifici è abbastanza limitata. È vero che molti hanno il regalzier, no? come strumento di controllo cromatico delle superfici esterne, questa particolare forma di intonaco che simula la presenza di mattoni e corsi di malta dietro nella muratura reale. Ma è anche vero che dal punto di vista cromatico questi spazi sono molto più controllati. Inoltre la grande dimensione delle superfici verticali e orizzontali, cioè del pavimento e delle pareti, permetteva di utilizzare queste permetteva di poter inserire tutta una serie di monumenti sepolcrali, sia terragni come le lastre terragne nei pavimenti, che a parete, che erano lo strumento principale per i frati per raccogliere denaro da poter investire nel cantiere. Allora è un modo anche moderno, cioè innovativo, non moderno, innovativo per gestire il cantiere in una situazione particolarissima in cui fino a un certo momento le comunità di frati non possono avere delle rendite, non possono avere proprietà, per cui in teoria non potrebbero investire nulla nei cantieri. E allora trovano un escamotage di questo tipo per poter raccogliere fondi attraverso le elemosine, affidarli a dei laici che formano delle istituzioni parallele al cantiere, come per esempio l'Arca del Santo a Padova, per poi reinvestirli appunto nel cantiere attraverso il controllo dei laici. Ora, tutto questo porta a degli spazi, appunto, come vi dicevo, innovativi. E non è, secondo me, un caso che proprio nella Chiesa dei Frari avviene uno degli eventi, diciamo, spaziali, lo dico dal mio punto di vista, più importanti del primo Rinascimento veneziano, cioè la realizzazione dell'Assunta di Tiziano nell'altar maggiore, che viene progettato appositamente per questa pala d'altare. Una pala d'altare che con le sue dimensioni, la sua spazialità dipinta e la sua posizione nei rapporti con la luce preesistente, inserita in quella posizione, con quella visibilità, guardate come si vede, e appena entrando ai Frari si vede la pala e attrae la nostra attenzione, proprio come diciamo un polo che attrae il nostro sguardo e che attraendolo governa il nostro sguardo nel vedere l'architettura in qualche modo, con questo slancio verticale che risponde alla verticalità dell'architettura in questa particolarissima forma di gotico. Ecco che questo dipinto dialoga a distanza e, diciamo, però interagendo con questo spazio. E quindi secondo me non è un caso che questa, diciamo, rivoluzione spaziale avviene proprio in uno spazio di una chiesa di frati minori. Ora, quindi, il ruolo dei frati, degli ordini religiosi, e in particolar modo francescani e domenicani, quindi a Venezia non è una novità. E quindi in realtà, ecco, qui vedete ancora un confronto fra le due chiese e il rapporto con lo spazio urbano, e quindi non dovrebbe stupirci più di tanto che, come avviene anche a Firenze, come vi ha detto poi anche i miei colleghi Paolo Placentino vi hanno detto e Guido Zucconi, anche a Firenze alcune degli insediamenti mendicanti più importanti come Santa Maria Novella, Santo Spirito e Santa Croce sono i luoghi dove il Rinascimento trova una delle sue prime applicazioni, uno dei suoi primi luoghi dove esprimersi. E quindi in una Venezia che nella prima a metà del 400 inizia a sperimentare un diverso rapporto con l'antico come una forma di innovazione, cercando una sua strada locale all'espressione di questa interazione con l'antico. E guardate per esempio la Porta della Carta a Palazzo Ducale e la Porta dell'Arsenale, che vengono realizzate a pochissimi anni di distanza. Vedete, portano questi due manufatti hanno più o meno la stessa funzione, entrata trionfale in un
in un luogo pubblico, Arsenale e Palazzo Ducale. E vedete che in questo caso il tema tipicamente all'antica dell'arco trionfale viene declinato in due modi completamente diversi, come direi due tentativi diversi di elaborare una forma di innovazione in rapporto all'antico sfruttando la cultura locale. La Porta della Carta evidentemente si ispira a elementi gotici, per esempio della vicina facciata di San Marco, e la Porta dell'Arsenale si ispira evidentemente nella sua struttura a due binati di colonne che fanno risaltare in avanti la trabeazione superiore, si ispira all'Arco dei Sergi a Pola, che allora era parte dello Stato d'Ammar veneziano e quindi una città veneziana che incamera, diciamo, come memoria dell'antico, tutte le antichità, per esempio, della Dalmazia, dell'Istria e della Dalmazia. Questi sono due diversi tentativi di elaborare un rapporto con l'antico, in particolare con l'antica Roma, con il tema del trionfo, senza però perdere la continuità con la memoria locale. Ora, in tutto questo, cosa c'entrano gli ordini religiosi che hanno questa dimensione internazionale? Sono gli ordini religiosi degli elementi di mediazione fra questa forte, possono essere letti come elementi di forte, raffinata mediazione fra la persistenza, che a Venezia è molto forte, di elementi locali, di memorie locali. E l'avete visto anche nel caso di motivi bizantini nell'architettura del Rinascimento. Però proponendo un linguaggio che è quello degli ordini architettonici, che in realtà a Venezia è una vera e propria novità. Quindi non è un caso che uno dei primissimi, se non il primo, edificio che può essere catalogato come rinascimentale a Venezia, San Michele in Isola di Mauro Codussi, sia una chiesa di un ordine monastico, dei Camaldolesi. Quando Mauro Codussi viene chiamato a realizzare la ricostruzione della chiesa, io qui ho messo dal 1468, ma in realtà ultimamente c'è stato un dibattito sulla datazione di questa chiesa, quindi diciamo fra i tardi anni 60 e tutti gli anni 70 del 400, è grazie ad alcuni illuminati monaci camaldolesi, come Maffeo Girardi, Pietro Donà e Pietro Dolfin, che Codussi viene chiamato a Venezia. Codussi viene chiamato a Venezia da dei monaci camaldolesi che avevano qui da secoli il proprio eremo. Voi avete già visto questa facciata nella lezione di Paola Placentino. Vorrei farvela vedere da un altro punto di vista, non tanto nei suoi elementi, bizantini, ma in una serie di aspetti che hanno molto a che fare con l'introduzione degli ordini architettonici, quindi con il latino, di cui, con questa cultura umanistica, di cui i monaci camaldolesi, da Ambrogio Traversari in poi, erano fra i maggiori cultori nell'Italia del XV secolo. La chiesa di San Michele in Isola, lo vedete, ha una struttura a 3 navate, con un presbiterio suddiviso in tre cappelle, tutti e 3 absidate, quindi una forma antichissima di gestione spaziale di una chiesa a impianto basilicale, e la facciata corrispondente appunto è questa facciata che conoscete benissimo, con questa terminazione trilobata, che è vero che ricorda esempi marciani, ma contemporaneamente è una soluzione molto raffinata a un problema compositivo che Leon Battista Alberti aveva cercato di risolvere in altre 2 chiese precedenti, a Santa Maria Novella a Firenze e nel Tempio Malatestiano a Rimini. Il problema era il seguente:
Se io ho una chiesa a 3 navate con la navata centrale più alta, cioè un impianto basilicale con la navata centrale più alta delle 2 laterali, come posso risolvere il particolare profilo della facciata che è risultante di questo impianto basilicale con gli ordini architettonici? Una proposta, una possibile soluzione era quella elaborata da Alberti in Santa Maria Novella, dividendo la facciata in 2 livelli, no? Come se fossero 2 pronai schiacciati di un tempio antico. Il primo pronao, che è quello corrispondente al livello inferiore, senza il timpano. Il secondo invece con un vero e proprio timpano. Quindi è una soluzione estremamente raffinata che Leon Battista Alberti aveva elaborato a Santa Maria Novella. L'altro sistema che Alberti aveva elaborato era sempre di utilizzare questi 2 livelli, ma con degli elementi di connessione fra la parte alta e le 2 laterali più basse attraverso dei quarti, dei timpani ad arco a un quarto di arco di cerchio, cioè un timpano completo semicircolare al centro e 2 metà laterali. Questo sistema, che avete già visto con Paolo Placentino, aveva anche una tradizione altoadriatica, che aveva nella cattedrale di Sebenico, ma anche in altre chiese veneziane come San Giovanni in Bragora, Sant'Aponal e Sant'Andrea dell'Azirada, una lunga tradizione. Quindi in realtà qui Alberti mette insieme una tradizione che era stata collegata non agli ordini architettonici, perché né San Giovanni in Bragora, né Sant'Aponal, né Sant'Andrea della Zirada, né la cattedrale di Muggia, per esempio, hanno gli ordini architettonici, e che da una parte a Sebenico e poi soprattutto nel Tempio Malatestiano invece può interagire con gli ordini architettonici. Questo trattamento molto raffinato degli ordini architettonici evidentemente i monaci lo potevano capire. I monaci che erano stati, Maffeo Girardi, Donà e Dolfin, che avevano girato l'Italia, avevano visto il Tempio Malatestiano perché c'era un importante monastero camaldolese a Classe, vicino a Ravenna, quindi a pochi chilometri da Rimini, ma avevano visto anche Firenze, probabilmente avevano visto anche Urbino, sicuramente Firenze. Questi ordini architettonici molto albertiani, questi capitelli sono molto albertiani, hanno molto a che fare con Santa Maria Novella, erano comuni a loro, non erano una straordinaria novità come per gli altri veneziani. E quindi che il primo edificio che utilizza gli ordini architettonici in maniera così avvertita, così verificabile, per esempio in una cultura albertiana, nel De Re Edificatoria, apparisse in un contesto monastico e fuori Venezia, diciamo più o meno alla periferia, molto visibile, ma non dentro Venezia, è molto significativo. Piano piano ci stiamo avvicinando. Ora, se noi poi andiamo all'interno di San Michele in Isola, le cose sono ancora più evidenti. San Michele in Isola, come sapete, ha un barco che divideva la parte presbiteriale dalla parte plebanale, un barco, eccolo qua, che se lo andiamo a analizzare è uno dei manufatti, fra i primi manufatti all'antica Venezia veramente più interessanti, perché qui, nelle 2 facce di questo portico, Codussi sperimenta 2 diversi modi di trattare l'ordine all'antica. Verso l'esterno abbiamo queste semicolonne verso l'interno abbiamo delle lesene, verso l'esterno delle semicolonne. Quindi in qualche modo Codussi pare voler mostrare ai veneziani in quanti modi può apparire un ordine architettonico. Sapete che gli elementi verticali di un ordine architettonico possono essere svariati: lesena, pilastro, semipilastro, semicolonna, 3/4 di colonna a tutto tondo. In qualche modo sembra Codussi qui voler dimostrare la versatilità e la ricchezza, come se volesse presentare ai veneziani quanto versatile e quanto ricco è questo nuovo linguaggio. Cosa che poi potrà applicare anche ad altri edifici non religiosi. Una volta aperta la strada può realizzare questo importante edificio
davanti a tutta Venezia, questo sì, nel centro di Venezia, in uno dei centri di Venezia che è Canal Grande, no? Loredan, poi vendremo in Calergi, sappiamo che fra l'altro Loredan era collegato ai camaldolesi. Quindi i camaldolesi non solo danno la possibilità a Codussi, anzi chiedono a Codussi di realizzare un edificio all'antica, ma sono anche quel contesto sociale che mette in contatto Codussi, che era un perfetto sconosciuto a Venezia, veniva da Bergamo, con l'elite patrizia veneziana che poi può dargli altre commissioni e quindi far diffondere il suo linguaggio nella città. E poi naturalmente San Zaccaria. San Zaccaria è un altro delle fondamentali opere di Codussi, anche questa l'avete già vista. E avete già visto nella lezione precedente, avete già avuto la possibilità di leggere, per esempio, la facciata di San Zaccaria in tutta la sua straordinaria ricchezza di modelli, modelli, chiamiamoli internazionali, cioè l'uso dell'ordine architettonico nelle sue varie forme e soprattutto con un trattamento molto tettonico, cioè molto poco decorativo, diversamente da quanto fa contemporaneamente la Bottega dei Lombardi, è molto più legato a questo aspetto strutturale dell'ordine architettonico, no? E contemporaneamente con l'interazione con invece modelli locali, soprattutto modelli che riguardano il legame con San Marco, con la terminazione superiore della facciata della Basilica di San Marco. E qui, fra l'altro, non c'è bisogno di dirlo, però è evidente il passaggio di linguaggi, anzi la stratificazione di linguaggi. Se noi guardiamo il primo livello, che è tipicamente medievale e policromo, ha un secondo livello che è uno degli enigmi più affascinanti, secondo me, della prima architettura del Rinascimento a Venezia. Non sappiamo bene chi ha realizzato questo secondo livello, che sembra quasi un polittico, no? È un uso molto schiacciato, molto bidimensionale dell'ordine architettonico, per arrivare sicuramente agli ultimi 3 livelli che vedono l'arrivo in cantiere di Codussi a fabbrica già iniziata. Ma quello che vorrei fare qui oggi è parlare non tanto della chiesa quanto del monastero, perché qui siamo in un ambito benedettino. Questa è una chiesa di Stato, una chiesa dove ci sono importanti reliquie, dove il doge va annualmente a fare un'andata dogale, ma è anche è una chiesa monastica, questo non va mai dimenticato, e è una chiesa di uno dei più importanti monasteri femminili di Venezia. Un monastero benedettino che oggi è caserma dei carabinieri e che ha una struttura estremamente stratificata. Abbiamo avuto modo di studiarla in un convegno che abbiamo fatto qualche anno fa nell'ambito della serie Chiese di Venezia, e in quell'occasione ho avuto modo di iniziare almeno a studiare le fasi costruttive di questo monastero, che è antichissimo e che viene ricostruito a partire più o meno dagli anni 70 dagli anni 70 del 400, ma in continuità con il cantiere della chiesa. Tutto questo sistema che vedete, il monastero in qualche modo circonda su 2 lati la chiesa nuova, e qui riconoscete la chiesa vecchia, quindi la chiesa vecchia di San Zaccaria romanica, che è diventata coro chiuso delle monache quando si è deciso di ricostruire la nuova chiesa, lo vedete a nord, e tutto intorno a questo sistema di 2 chiese si è ricostruito il monastero, questo grande monastero con questa tipica conformazione a L. Quello che mi interessa qui sono i 2 chiostri principali, che stanno non a caso nella parte più riposta del monastero. È difficile datare almeno il primo chiostro è difficile da datare. Io penso che stia fra gli anni 80 e 90 del 400 e che abbia molto di codussiano. Non abbiamo documenti per sapere la paternità,
io dico sempre che a Venezia la paternità degli edifici ha un'importanza relativa, perché la maggior parte di questi edifici, soprattutto quelli monastici, sono di una progettazione corale. Lo vedremo anche dopo un altro caso, la comunità monastica partecipa attivamente alla progettazione. Se entriamo nel primo dei due chiostri, quello più antico, vediamo una particolarissima conformazione che sicuramente ha molto a che fare con gli ordini architettonici, perché questo portico, lo potete riconoscere, è costituito da elementi verticali che sono alternativamente uno pseudo-corinzio e uno pseudo-dorico. Ma in più questi elementi che sorreggono degli archi sono alternativamente un pilastro e una colonna. Un pilastro e una colonna. E questa sequenza ha molto a che fare con quello che stava succedendo praticamente negli stessi anni in una congregazione benedettina maschile, che è la congregazione di Santa Giustina, che viene fondata nel 1419 a Padova, Santa Giustina, e che diventa una potenza economica, culturale e architettonica nell'Italia del Rinascimento. A partire da Santa Giustina si costruiscono molti monasteri che si aggregano alla congregazione, che hanno elementi architettonici molto comuni fra di loro. Vi faccio vedere alcuni esempi. In San Benedetto Po, cioè Polirone, il chiostro di San Benedetto, Praglia, il chiostro botanico, Santa Giustina, il chiostro dipinto. In alcuni di questi monasteri successivamente si adotterà la stessa sequenza di elementi circolari e elementi verticali a colonna e elementi a pilastro, che ricorda, se ci pensate bene, una caratteristica dell'architettura romanica, il cosiddetto sistema obbligato, quello che vede l'alternanza di elementi verticali non tutti uguali, ma alternativamente uno più strutturalmente possente e uno più leggero, pilastro, colonna, pilastro, o pilastro grande, pilastro piccolo, pilastro grande. Questo sistema, che viene dal nord Europa, dalla Sassonia, principalmente poi viene adottato in Italia. Probabilmente il primo esempio è Sant'Ambrogio a Milano, quindi l'inizio del romanico lombardo, e poi ha una grande diffusione soprattutto nel nord Italia. È un elemento questo che ricorre in alcuni dei monasteri cassinesi, ma per la prima volta appare a San Zaccaria. Quello che voglio dire è che l'autore, che sia Codussi o meno, di questo chiostro all'antica, perché vedete che questo chiostro ha un ordine architettonico all'antica, differentemente dai chiostri anche successivi della congregazione cassinese, che invece ha elementi gotici ancora, ha questi capitelli, lo vedete chiaramente gotici. E noi lo sappiamo che il monastero di San Zaccaria è, benché femminile, affiliato alla congregazione di Santa Giustina, perché come altri monasteri assume le consuetudini liturgiche e spirituali di Santa Giustina, pur non essendo istituzionalmente all'interno della congregazione. Insomma, c'è una circolazione di motivi. Ora, se noi andiamo a vedere nel dettaglio questi elementi, vediamo che è una specie di pasticce, cioè sono sicuramente, non sono più capitelli e basi gotiche, ma non parlano quell'ordine architettonico canonico che può essere quello di San Michele in Isola. Quindi probabilmente qui c'è un'ispirazione di Codussi, ma una realizzazione di qualcun altro. E però più evidente è la mano di Codussi in uno degli ambienti che si affacciano su questo chiostro. Vedete qua, questo è visto dall'esterno e questo dall'interno. Questa era la ex sala capitolare, la sala del capitolo di questo monastero, che oggi è il bar dei carabinieri, d'accordo? Questo lo vedete, questo diaframma, che costituisce il punto di contatto fra l'interno e l'esterno, è formato da 4 fornici, di cui 2 centrali sono un portale a 2 fornici, e i 2 laterali in realtà sono 2 finestre, perché hanno questo parapetto. Ed è un modo molto raffinato di riproporre un tipico stilema dell'architettura monastica medievale,
che è l'associazione di un portale e di due bifore proprio nel punto di ingresso dal chiostro alla sala del capitolo. Voi potete riconoscere che una stanza di un ex monastero era la sala del capitolo se vedete un portale e due bifore ai lati, come per esempio nel chiostro di Praglia o nel chiostro di San Giorgio Maggiore di Andrea Buora. E trasformare questo pacchetto di aperture in un unico portico all'antica, lo vedete, sempre mantenendo peraltro l'alternanza di un pilastro e una colonna, è un modo estremamente raffinato per tradurre, diciamo così, in latino una forma medievale, cioè il portico e le due bifore. E non è un caso che proprio in queste, andiamo a vedere i dettagli di questo portico di ingresso, lo chiamerei così, di questa transenna di ingresso alla sala del capitolo, i dettagli sono molto più all'antica, forse qui c'è più una mano di Codussi, guardate per esempio l'intradosso con queste rosette che ricordano molto i tipici archi, i sottarchi di Codussi, come per esempio a San Giovanni Evangelista, no? Nello scalone di San Giovanni Evangelista. Se poi andiamo a vedere il secondo chiostro che viene costruito più di un secolo dopo, fra il 1585 e il 1602, pensate cosa stava succedendo in Italia a fine Cinquecento. Era morto da Mon Michelangelo, siamo agli inizi del barocco, e quando a Roma si stava iniziando, diciamo, la grande stagione del barocco, a Venezia il secondo chiostro di San Zaccaria viene costruito riprendendo esattamente gli stessi elementi del primo chiostro. Esattamente, se voi guardate il secondo chiostro, questo in giallo è il primo chiostro che vi ho mostrato prima e questo è il secondo chiostro, pari pari vengono ripresi gli stessi elementi del primo chiostro, solo che non, c'è un diverso trattamento delle volte all'interno, ma è una questione puramente strutturale. A distanza di più di un secolo le monache ripropongono qualcosa che allora in Italia non era più nel panorama dell'architettura più aggiornata. E se guardiamo ancora una volta i capitelli di questo secondo chiostro e li mettiamo a confronto con quelli del portico che abbiamo visto prima, sembrano costruiti molto prima. E invece questo portico è di fine 400, il portico della sala del capitolo, del bar per capirsi, e i capitelli del secondo chiostro, che sono di fine 500, sembrano realizzati molto prima. Insomma, questo è uno dei paradossi che avviene non solo a Venezia, ma in particolare in un ambiente così chiuso come era diventato il monastero di San Zaccaria. Monasteri, conventi come luogo di circolazione, come di introduzione di idee nuove nel panorama dell'architettura di Venezia. Questo è ancora più evidente in un monastero agostiniano che è Santo Stefano. Tanto per capirsi dove ora c'è il demanio, no? Questo è uno degli edifici veramente più straordinari del primo Cinquecento a Venezia, soprattutto per quanto riguarda il chiostro principale, eccolo qua, che vedete qua. Notate subito che qui abbiamo una particolarissima soluzione di colonne che sostengono una trabeazione. Colonne che sostengono una trabeazione e non colonne che sostengono una serie di archivolti. Leon Battista Alberti nel De Re Edificatori aveva avvertito i suoi colleghi architetti dicendo che solo i pilastri possono sostenere degli archi e le colonne invece sono demandate a sostenere degli elementi più leggeri come le trabeazioni. E qui sembra quasi di vedere una delle prime espressioni di questo fattore canonico dell'architettura dell'umanesimo del 400, che però a Venezia
non si era mai visto realizzato con della pietra. Certo che ci sono molti monasteri medievali, monasteri e conventi che avevano delle colonne che sostenevano delle travi in legno, per esempio, attraverso dei sistemi di barbacani o di cose del genere. Ma una soluzione di questo tipo con ordini architettonici non si era mai vista a Venezia. D'altronde, nel 1511 era apparso a Venezia un libro importantissimo. Fra Giocondo, frate molto probabilmente domenicano, Fra Giocondo aveva pubblicato la prima edizione illustrata moderna a stampa del Trattato di Vitruvio. In questo caso il fatto che Fra Giocondo fosse un frate è forse un dettaglio, nel senso che non è tanto importante la sua appartenenza a un ordine, non è che il fatto che fosse di un ordine religioso gli permette di pubblicare a Venezia, almeno per quello che sappiamo, un libro così importante, perché prima di tutto è un umanista con tutti i suoi contatti, è un ingegnere dello Stato, quindi non è questo il punto. Il punto è che da inizio Cinquecento Venezia inizia a diventare una città vitruviana, cioè dove si riflette su questa importante testimonianza dell'architettura antica, si riflette, non solo si pubblica, ma si riflette. Voi sapete benissimo che Vitruvio è giunto, il testo di Vitruvio è giunto fino a noi senza le illustrazioni che il signor Vitruvio aveva previsto nella sua edizione originaria. E tante volte Vitruvio nel suo testo dice: di questo non parlo perché tanto lo vedete nell'illustrazione accanto. E quindi tutto il Rinascimento si è privato di molto del messaggio di Vitruvio perché mancava nelle trascrizioni medievali, nei manoscritti medievali sono andate perse le illustrazioni. Molta parte del Rinascimento, se vogliamo, è interpretazione di Vitruvio. Fra l'altro Vitruvio usa un linguaggio molto difficile, pieno di grecismi, e quindi c'è tutta una corrente di filologia che si è applicata a Vitruvio per poter, uno, capire Vitruvio, due, metterlo a confronto con un'altra fonte importante dell'architettura antica che erano le rovine. E spesso le rovine non coincidevano con quello che diceva Vitruvio, perché Vitruvio vive in epoca augustea e molta dell'architettura che è giunta fino a noi è post-vitruviana, e quindi l'architettura romana si è evoluta, e quindi c'era questa discrasia fra ciò che dice Vitruvio e molte della lettura delle rovine romane, e in più era un testo difficile. Insomma, capite che è un'operazione culturale molto complessa e raffinata, e non è un caso che a Venezia, grande centro di produzione del libro, esca la prima edizione illustrata di Vitruvio. È anche in questo contesto che vive colui che è l'autore di questo, il promotore di questa costruzione di questo straordinario chiostro, e cioè Gabriele Dalla Volta, detto Gabriele Veneto, che era il priore degli Agostiniani e che era un amico stretto di Pietro Bembo. Pietro Bembo, in una lettera del 1530, dà atto della ricostruzione del monastero promossa da Gabriele della Volta, e dice: piacemi che la grande e bella fabbrica del vostro monastero, che incominciata avete, vada innanzi non solo come voi mi accennate, ma ancora molto superbamente e splendidamente, alla quale non bisognava men perito e diligente e animoso architetto di voi. Cioè Pietro Bembo dice che questo frate non solo è un umanista, ma è un architetto. E d'altronde lo stemma Dalla Volta appare, lo stemma di questo drago, no, che si mangia la coda, appare in molte parti di questo chiostro, e quindi viene lui stesso citato esplicitamente, lo vedete, fra Gabriel nel portale al centro dell'abside della chiesa. D'altronde Gabriele della Volta aveva interpellato Pietro Bembo su un aspetto molto discusso dell'architettura all'antica: se inserire o meno delle iscrizioni nell'architettura.
Leon Battista Alberti promuove questo aspetto, dice che una possibile e molto raffinato modo di elaborare la decorazione all'antica di un edificio è mettere delle iscrizioni. Su questo Gabriele Della Volta interpella Bembo e Bembo gli dice, dà dei consigli, perché Gabriele Della Volta aveva proposto un'iscrizione in latino e Bembo gli risponde: quella voce Xenobium che aveva, cioè Cenobio, che lui aveva proposto di inserire nell'iscrizione, non è ben propria, sarebbe più se voi parlaste della foresteria, e poi che ce n'è uno latino che è bellissimo e proprio, che vuoi andar cercando i greci? Piacerami adunque così, Gabriel Venetus, Agostinianorum Magister, Domum Sociorum, Incendio absumptam, cioè ricostruita dopo, distrutta dall'incendio, Patre Familiaeque Sue a Fundamentis Restituit, cioè ricostruì questo chiostro dai fondamenti per la patria, cioè per lo Stato, e per la sua famiglia, che era la famiglia monastica. Insomma, c'è tutta una circolazione di idee fra questo frate e Bembo, introducendo nell'architettura di Venezia innanzitutto questo sistema di uno ionico che sorregge una trabeazione in un chiostro, portando avanti l'idea delle iscrizioni. Lo stesso Codussi, con il suggerimento dei Camaldolesi, l'aveva inserito questa soluzione nella facciata di San Michele in Isola. Il punto è che questi frati si sentono la libertà di poter introdurre delle novità. Ma non è finita qua, perché all'interno dei monasteri possono succedere anche altre cose. Delle grandiose novità introdotte nell'architettura possono essere promosse non dalle comunità monastiche vere e proprie, ma anche da dei benefattori che, intervenendo soprattutto nelle chiese, si propongono di costruirne delle parti. È il caso, per esempio, della chiesa di Santa Croce alla Giudecca, che probabilmente molti di voi non conoscono perché è chiusa. Ma la chiesa di Santa Croce alla Giudecca, che è diventata casa di recupero e di lavoro per i carcerati nell'Ottocento, che oggi è chiusa, la chiesa e l'ex monastero. Questo è lo stato attuale, lo vedete con questo chiostro che è depauperato e la chiesa che è separata dal chiostro, lo vedete. Originariamente invece era un monastero molto più complesso, con tutta una serie di chiostri e con la chiesa, ovviamente aderente al resto del monastero. Era un monastero di suore benedettine, era un altro insediamento benedettino. E purtroppo del monastero non possiamo dir nulla. Io non l'ho visto e non posso dir nulla. Della chiesa però possiamo dire alcune cose, perché abbiamo avuto la possibilità di entrare e da qualche mese è uscito un libro a cura mia, di Federica Toniolo, Chiara Ponchia e Elena Zepe, che parte dallo studio dei manoscritti che sono stati ritrovati al Museo Correr e alla Libreria Marciana, che appartenevano a questa importante comunità di monache benedettine, e a partire da questo abbiamo fatto uno studio complessivo su tutto l'insediamento, e io in particolar modo mi sono occupato della chiesa. Questa chiesa e questo monastero, che è ancora oggi visibile nella sua conformazione originaria in una veduta di Giovanni Battista Arzenti, che è esposta agli occhi di chi ci va all'Hotel Danieli, ok? Se andate all'Hotel Danieli e andate nell'atrio, vedete questo enorme dipinto che io ho datato al 1630, quasi inedito, che ho studiato insieme a Elena Svalduz. Questo dipinto è una veduta importantissima di Venezia, perché ci dà una fotografia di Venezia intorno al 1630 e è molto aggiornata, perché lo stesso Arzenti ha fatto un altro dipinto molto simile a questo, ma qualche anno prima. Io l'ho datato al 1619-1625, che è conservato al Correr. Se voi andate al Correr, oggi è visibile questo grande dipinto su tela,
e se andate al Danieli potete mettere a confronto questi due dipinti, no? Sono due fotografie di Venezia molto simili fra di loro, presi dallo stesso punto di vista, con le stesse dimensioni, solo che se andate a vedere in dettaglio si vedono degli edifici che nel frattempo sono stati costruiti. Per esempio San Pietro di Castello, che nel dipinto del Correr è in cantiere e nel dipinto del Danieli invece è compiuto. Okay? Questo dipinto, in primo piano abbiamo la Giudecca e alla Giudecca vediamo la chiesa di Santa Croce alla Giudecca. Ora, questa chiesa e il monastero erano stati oggetto di una lunga riflessione progettuale nella seconda metà del 400, quando le monache chiedono a un ignoto architetto, non sappiamo chi è, una ristrutturazione di questo antico monastero che più o meno noi abbiamo le prime notizie negli anni 80 del 300. Nella seconda metà del 400, per vari motivi, le monache decidono di ricostruire questo monastero e rimane di questa fase progettuale uno straordinario dossier di disegni conservati all'Archivio di Stato, dove vediamo l'ignoto progettista e le monache dialogare fra di loro, perché le monache dettavano una descrizione dei futuri ambienti e queste desiderata vengono registrate in queste lunghe scritte. D'accordo? Quindi noi vogliamo la sala del capitolo fatta così, la cucina fatta così, il refettorio fatto così, e l'ignoto progettista lo ha disegnato. Quindi c'è un'interazione fra le monache e l'ignoto progettista. Ancora più interessante è quello che succede nella chiesa, perché fra il 1508 e il 1511, una volta ricostruito il monastero, si decide anche di ristrutturare la chiesa. Una chiesa che a inizio 500 doveva già avere la sua navata unica, eccola qua, una navata unica con una tribuna sopraelevata in controfacciata dove si trovava uno dei cori delle monache, come per esempio a Sant'Alvise, tanto per capirsi, ma non aveva ancora il presbiterio. Il presbiterio viene costruito fra il 1508 e il 1511, a completamento della chiesa, da un privato, dalla famiglia Pizzamano, che decide di donare questo presbiterio a spese proprie alle monache con in cambio l'ottenimento dello spazio della cappella centrale come mausoleo della famiglia, come cappella sepolcrale della famiglia. Ora, perché è importante questo? Perché se noi entriamo in chiesa, vediamo che questo presbiterio è molto importante, molto significativo nello sviluppo dell'architettura veneziana del primo Cinquecento. E mi spiego. Questa particolare conformazione di una navata unica con un presbiterio triabsidato è molto comune a Venezia. D'accordo? È molto comune a Venezia, è un modello ancora una volta degli ordini mendicanti, è uno spazio molto versatile perché può servire sia per chiese parrocchiali sia per chiese conventuali. Pensate per esempio alla Carità, la chiesa della Carità prima che diventasse parte delle gallerie dell'Accademia, o anche chiese confraternali come per esempio San Rocco. Se entrate a San Rocco ha esattamente questa forma, d'accordo? Presenta una chiesa confraternale. Quando la famiglia Pizzamano, ecco qui vedete la tribuna, ancora oggi esistente, pur essendo molto ristrutturata nell'Ottocento, e vedete il presbiterio. Vedete che questo pacchetto di due cappelle laterali più piccole e la cappella centrale più grande, che fino ad allora erano state coperte in vario modo, con delle cupoline oppure con delle volte a crociera. Per esempio, noi sappiamo che la chiesa dei Servi aveva una struttura molto simile a questa. La chiesa dei Servi era un'enorme, gigantesca chiesa a navata unica molto lunga, con transetto triabsidato, dove le due cappelle laterali erano coperte con due volte a crociera ciascuno e quella centrale aveva una cupola su pennacchi. Oggi non esiste più nulla di questo, come sapete. Qui questa particolare conformazione planimetrica viene risolta con tre spazi tutti e tre voltati a botte. Allora, e il tutto inquadrato da un ordine architettonico sotto forma di lesena. Ora, se io ve la dico così, un elemento architettonico
formato da 3 fornici, di cui quello centrale più largo, quelli laterali più piccoli, più stretti, tutti e 3 voltati con una volta a botte, vi viene in mente l'arco trionfale romano, per esempio l'arco di Settimio Severo o l'arco di Costantino. Questo è evidentemente un arco trionfale e è la prima volta che l'arco trionfale entra in una chiesa veneziana per costituire un presbiterio. E d'altronde l'idea del trionfo è associata all'idea della memoria, della fama dopo la morte, che ha molto a che fare con la funzione sepolcrale a cui era demandata soprattutto la cappella centrale. Insomma, un'altra novità che arriva non per opera delle monache, ma in un contesto monastico. Qui siamo sempre a inizio Cinquecento. È evidente che tutto cambia prima con Michele San Micheli e contemporaneamente con Jacopo Sansovino. Con Jacopo Sansovino comincia, è evidente, tutta un'altra storia, no? L'architettura all'antica diventa architettura di Stato, in San Marco, con la loggetta, anzi in sequenza con la zecca, la loggetta e la libreria marciana, con il progetto di circondare tutta la piazza prolungando la libreria marciana, eccetera, eccetera. Ma anche in ambito privato, pensate ai palazzi di Sansovino come Ca Corner della Ca Granda o Ca Dolfin, ma anche in altri contesti come nelle confraternite, per esempio la Scuola Grande della Misericordia. Insomma, Sansovino è un punto di passaggio fondamentale nell'architettura del Cinquecento, facendo interagire il linguaggio dell'architettura alla romana, cioè erede dell'esperienza di Bramante e della generazione successiva, Giulio Romano, Peruzzi, Raffaello, generazione successiva di cui faceva parte lo stesso Sansovino, e qui cambia tutto, nel senso che questa diventa architettura di Stato. E qui, certo, i monasteri c'entrano poco. Però non è un caso, non è per niente un caso, che quando arriva Palladio avrà molta difficoltà a replicare l'esperienza professionale di Jacopo Sansovino. Perché Andrea Palladio arriva a Venezia con grandi aspettative, forte della sua amicizia con alcune famiglie, come i Barbaro, per esempio, per i quali avrebbe costruito la villa a Maser, la villa per Daniele e Marcantonio Barbaro, e in particolare con Daniele Barbaro viene impegnato nella realizzazione della prima e poi della seconda edizione dei commentari al De Architectura di Vitruvio, che riprendono in parte l'esperienza di qualche decennio prima di Fra Giocondo. Daniele Barbaro era un alto prelato, non era un monaco, era un alto prelato, però non è un caso che le grandi aspettative che Palladio ha, per esempio, quando fa il primo progetto per il Ponte di Rialto, qui vedete la sovrapposizione fra il progetto del Ponte di Rialto e lo stato attuale, che era praticamente impossibile da realizzare, infatti non verrà per niente seguito, no? Un progetto che prevedeva l'apertura di 2 fori, uno verso Rialto e l'altro verso San Bartolomeo, sì, questo è San Bartolomeo e questo è Rialto, un'idea che in qualche modo aveva già proposto Fra Giocondo, ma non era minimamente stata approvata, ma rimaneva un po' in qualche modo l'idea di aprire dei fori all'antica. Bene. Palladio, in realtà, quello che riuscirà a costruire saranno quasi esclusivamente, a Venezia, quasi esclusivamente committenze religiose. E particolarmente, ecco qui il progetto per Palazzo Ducale, che ovviamente non riuscirà a realizzare, committenze religiose e particolarmente quelle che qui ci interessano, monastiche o conventuali. Palladio, se noi vediamo le cose che Palladio costruisce a Venezia o progetta a Venezia, la facciata per San Pietro di Castello, la facciata progettata ma non costruita, la facciata per San Francesco della Vigna, il convento della Carità, oggi Galleria dell'Accademia, la chiesa del Redentore, la chiesa e forse un chiostro di San Giorgio Maggiore sono tutte committenze religiose, non tutte conventuali o monastiche ma religiose. D'altronde il primo progetto vero e proprio che gli chiedono di realizzare è la facciata per San Pietro di Castello. La facciata di San Pietro di Castello, che è una committenza patriarcale,
Qui vedete una ricostruzione di Tafuri. Noi sappiamo che aveva consegnato il progetto al patriarca Vincenzo Diedo, ma non la morte di Vincenzo Diedo impedisce di portare a termine la facciata, che poi sarà realizzata molto dopo, a fine Cinquecento. In questa facciata Palladio portava avanti quella ricerca sulle facciate associate a un impianto a tre navate, che in quel caso era la chiesa romanica di San Pietro di Castello, che Leon Battista Alberti e poi Codussi avevano risolto sovrapponendo due livelli. Qui invece Palladio che cosa fa? Palladio fa interagire due pronai facendoli partire però tutti dallo stesso livello. Un pronao con un ordine maggiore, lo vedete in verde, in corrispondenza della navata maggiore, e un pronao più lungo e più basso in corrispondenza delle due navate laterali. Non era una sua invenzione, perché l'aveva già proposta prima Bramante e poi Baldassare Peruzzi nella Sagra di Carpi, ma anche in parte Antonio da Sangallo il Giovane, ma Palladio era abituato a ragionare sulla proiezione di pronai su edifici, come per esempio nelle ville, no? Ci sono molte ville che hanno un pronao più o meno tridimensionalizzato, per cui quando poi finalmente riuscirà a costruire una facciata così a San Francesco della Vigna, non tanto per i frati quanto per i Grimani, per Giovanni Grimani, ecco che propone a Venezia una delle architetture più innovative nel panorama italiano. Nonostante tutto, questa è una delle architetture più innovative del panorama italiano, che poi genererà tutta una genealogia, una filiazione di facciate simili. E qui ci avviamo verso la conclusione, perché una volta che inizia timidamente a entrare nel mercato veneziano, nel mondo così complesso, così legato alla tradizione e così, diciamo, impermeabile alla figura di architetto umanista che voleva proporre Palladio prima e poi Scamozzi dopo, ecco che quando ha l'incarico da parte dei canonici della carità di ricostruire il loro monastero, ecco che fa un'operazione veramente straordinaria. Voi qui vedete la chiesa della Carità, oggi parte delle gallerie dell'Accademia, la ex Scuola Grande della Carità, che è l'atrio d'ingresso, l'ex ospizio della Scuola della Carità, che fa parte del circuito delle gallerie dell'Accademia, e poi sovrapposto il progetto di Palladio. Palladio aveva previsto la costruzione di un grandioso edificio organizzato in un grande chiostro e in un atrio coperto diviso in tre navate. Questa sua idea derivava dal principio prima esposto da Alberti e poi da altri, da Leon Battista Alberti e poi da altri trattatisti, che la domus romana moderna era il monastero. Architetti, dice Biondo Flavio e lo stesso Leon Battista Alberti, se volete ricostruire la domus romana, allora non c'erano esempi di domus romane, perché Pompei non era ancora stata scoperta. Noi sapevamo di come era fatta una domus romana dalle descrizioni letterarie, Frontino, Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane e Vitruvio in parte, che dicevano che la casa romana era formata da un peristilio, da un triclinio, da un atrio e un cavedio, senza però darne una descrizione accurata. E quindi i trattatisti si sono sbizzarriti nel cercare di ricostruire questa forma, no? Io prima vi ho mostrato una tavola di Fra Giocondo in cui c'è la sua ricostruzione del cavedio corinzio. Allora, che cosa fa Palladio? Propone un monastero che sarebbe stata la versione moderna della domus romana, cosa che a Venezia nessuno aveva mai tentato prima, un'operazione spericolata, se ci pensate. Certo che non ci riuscirà, certo. Innanzitutto nel suo trattato, in una dei pochi edifici da lui costruiti, di cui parla del contesto intorno all'edificio suo, lui rappresenta il suo progetto, appunto il peristilio, l'atrio e questo grande ambiente che era il refettorio. Qui
riconoscete la navata laterale della chiesa, e qui vedete la sezione del grandioso atrio a 3 navate, probabilmente con un impluvium, cioè aperto sopra, e il peristilio, cioè il chiostro. E qui vedete, coperto da questa grande volta a botte, il refettorio. Lui qui dice: ho avuto molti problemi con il contesto intorno, perché la forma del lotto è molto irregolare, dato il tessuto urbano preesistente. E quello che riuscirà a fare, qui vedete un'immagine di fine Settecento, prima il cantiere si interrompe, non riesce a costruire tutto, una parte del monastero viene semidistrutta da un incendio nel 600, quello che rimane a fine Settecento è questo, cioè una parte del chiostro, una parte dell'atrio, e quello è quello che oggi vediamo, no? Uno straordinario esempio di traduzione con funzione monastica di un edificio all'antica. Certo che qui c'è molto riferimento anche all'architettura romana del tempo, per esempio Palazzo Farnese, ma non mi voglio dilungare in questo. Il punto è che c'è un tentativo di tradurre in un edificio moderno, in particolar modo monastico, l'idea della domus romana. Per cui, e qui concludo, è particolarmente significativo uno degli ultimi progetti di Palladio a Venezia, quello che arriva immediatamente prima del suo ultimo progetto, che è il Redentore, cioè San Giorgio Maggiore. San Giorgio Maggiore, monastero di quella congregazione cassinese di cui vi parlavo prima, che nella sua fase medievale, lo vedete da Jacopo de Barberi, era formato da una piccola chiesa a 4 navate con il campanile, tutto un insieme di chiostri antistanti, e lo vedete la Manica Lunga di Buora in fase di costruzione. Qui siamo negli ultimissimi anni del 400 per essere raffigurata, stampata nel 1500. È un lunghissimo processo quella della ricostruzione di San Giorgio Maggiore, e Palladio arriva più o meno a metà del cantiere. Siamo negli inizi anni 60, quando Palladio viene incaricato di costruire il refettorio. Ora, questo refettorio è uno degli spazi veramente più straordinari del Cinquecento veneziano, perché è uno spazio di grandissima monumentalità. Qui lo vedete prima delle recenti trasformazioni. Volutamente vi faccio vedere il refettorio prima delle trasformazioni, con l'inserimento della copia del telero di Veronese, e soprattutto prima dell'intervento, chiamiamolo così, di De Lucchi, che ha stravolto lo spazio. Cosa vediamo? Vediamo un sistema di volte che ricorda molto, per esempio, le terme romane. Un refettorio come terme romane, un'operazione che poi lui porterà avanti in maniera ancora più grandiosa, quello di costruire uno spazio religioso come terme romane nel Redentore. Ma d'altronde qui Palladio non obbedisce solo a una comunità di monaci, obbedisce a una comunità di monaci che facevano parte di una congregazione in cui l'architettura era fortemente condizionata dalle delibere dei capitoli generali. Ogni volta che un abate della congregazione voleva ricostruire un edificio, doveva andare nella riunione del capitolo generale, portare, come dice questa delibera del 1990, designa et modelli, cioè il progetto disegnato e il plastico in legno, doveva sottoporlo a tutti i suoi confratelli abati di tutta la congregazione. Immaginatevi un enorme tavolo, come oggi si fa negli atelier di architettura, nei nei laboratori di progettazione nelle università di architettura, piena di plastici e di disegni, e questi abati che discutevano di architettura e deliberavano. Chiaramente si sviluppa non dico una cultura architettonica comune, ma almeno una sensibilità comune. E se noi mettiamo in fila molti di questi monasteri della congregazione, fra cui San Giorgio Maggiore, vediamo una grande continuità architettonica. Palladio doveva obbedire a dei monaci che a loro volta erano inseriti in un contesto architettonico sovranazionale, a Venezia. Ecco allora questa dimensione internazionale che abbiamo vista nel XII secolo e che va avanti sotto diverse forme, prima umanistiche, diciamo la Repubblica delle Lettere, e poi proprio istituzionali, cioè la congregazione di Santa Giustina a Venezia, quindi a San Giorgio Maggiore. Solo così, secondo me, si possono
leggere alcune caratteristiche della chiesa che Palladio costruisce in una seconda fase di cantiere, più o meno dal 1565, una volta terminato il refettorio. Una chiesa che ha una storia estremamente complessa, che qui non vi sto a dire. C'è sicuramente un primo progetto che vedete in primo a sinistra, e un secondo progetto che viene compiuto dopo la morte di Palladio con l'aggiunta del presbiterio e del coro, ma soprattutto un linguaggio all'antica, che non è solo un linguaggio all'antica, l'uso degli ordini architettonici, ordine maggiore, ordine minore, questo sistema di volte, eccetera, 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 ma che deve essere inserito nel contesto dell'architettura cassinese, cioè della congregazione di Santa Giustina, che poi dal 1505 in poi si chiama congregazione cassinese. Questo è un tassello di una realtà architettonica che si distende su tutta Italia, che va sopra tutte le tradizioni locali e che poi va a interagire con le tradizioni locali, ma fino a un certo punto. Quindi solo così si può capire perché il progetto di Palladio per la facciata, che viene realizzata molto dopo la morte di Palladio, nel 1580, replica in qualche modo il progetto, la realizzazione di San Francesco della Vigna, il progetto poi ripreso a fine 500 per la facciata di San Pietro di Castello, la facciata che finalmente riesce a costruire per il Redentore, e poi come un'opera, diciamo, neopalladiana San Giorgio Maggiore. Tutto questo deve essere letto in un incrocio fra diversi livelli, le tradizioni locali, la ricerca plurigenerazionale sulla forma, sulla soluzione con gli ordini architettonici di questa forma di facciata, che è una storia che comincia con Leon Battista Alberti, e la realtà della congregazione cassinese. Quindi una interazione fra diversi fattori internazionali di lungo periodo e locali, che secondo me è un aspetto molto importante del Rinascimento veneziano. E con questo io ho concluso. Grazie. Sono a disposizione per domande. Ecco. Buonasera, una domanda sulla sala capitolare. Sì. Che mi era sfuggita in passato. Cosa? Che mi era sfuggita in passato. Sì. La disposizione delle finestre Sì. può essere ricondotta a un fatto liturgico? Bella domanda. Sicuramente è dovuto a una questione di illuminazione, nel senso che la sala capitolare è un posto dove si sta a lungo e deve essere illuminata. Spesso la sala capitolare ha come unico affaccio uno dei portici del quadriportico del chiostro, quindi sicuramente è così. Poi c'è un aspetto liturgico che però penso non interagisca con questa forma, e cioè la posizione planimetrica della sala capitolare, che nella maggior parte dei casi è accanto alla sacrestia, che è accanto alla chiesa, quindi è nel posto più vicino, nella posizione topografica più vicina possibile per accedere in chiesa. Infatti i monaci siedono in capitolo, poi passano in sacrestia e entrano in chiesa. Ecco, questo è un aspetto che è praticamente comune, diciamo, al 99% di conventi e monasteri. Ecco, se voi guardate, però non penso che io sappia, non c'è un motivo liturgico. Grazie. Prego, grazie a te. Guido. Grazie Gianmario di questa bellissima lezione. Grazie. Senti, vorrei che ci soffermassimo un attimo su Santa Giustina a Padova, che è un insieme estremamente complesso, come se fossero due chiese in una, no? C'è una parte con impianto basilicale e una costruita col sistema ad quinquies, di cui ci ha parlato a lungo, molto appropriatamente, Paola Placentino l'ultima volta. Ma entra in gioco anche il fatto che la Chiesa ha svolto ruoli diversi nel tempo,
cioè è stata anche la chiesa principale di Padova, era la sede del vescovo, oltre ad essere una chiesa monastica, oltre ad essere nata come chiesa monastica. Allora, non so se avete presente la pianta molto complessa di Santa Giustina. È una pianta talmente complessa che può essere letta in diversi modi. Io concordo pienamente con Paola che si può leggere questa pianta come l'associazione di una tribuna, diciamo così, a quincunx, con tutta una serie di appendici, no? Una specie di fiore, se ci pensate, cioè terne di cappelle, e con un'appendice formata dalle navata centrale, navate laterali e cappelle, quindi questi due parti, ma secondo me può essere letta anche in un altro modo, cioè, come giustamente dici tu, non è solo una chiesa monastica, ma è una delle chiese più importanti di Padova, e è importante perché aveva le reliquie più importanti che stavano a Padova. Le reliquie dei martiri padovani, tutta una serie di reliquie come San Mattia e soprattutto San Luca, ok, no uno qualunque, uno dei 4 evangelisti, erano conservate nella chiesa preesistente che stava a sud, non so se di questo vi ha parlato, che stava a sud, che era una chiesa paleocristiana rifatta nel romanico, e poi la nuova chiesa viene costruita traslandola a nord perché si era liberato un grande spazio. Quando la nuova chiesa viene spostata a nord, si è già quasi del tutto demolita la vecchia chiesa e c'era il problema di dove mettere le reliquie. Allora, se voi prendete la planimetria di Santa Giustina, io la leggo non solo come l'associazione di una parte a quincunx, quella presbiteriale, e di una parte basilicale, ma anche, non solo, ma anche, come l'incrocio di 2 chiese a 3 navate. Una che corrisponde con la parte del transetto, quindi una chiesa trasversale, che è esattamente in asse con quel corridoio dei martiri che al suo interno contiene il pozzo dei martiri, che era una reliquia che non si poteva spostare. Cioè, un pozzo non è che lo può spostare. Era un pozzo dove erano state conservate le ossa di molti martiri padovani. Dato che quella reliquia non si poteva spostare, diventa il centro per tracciare l'asse del transetto. Su questo asse viene organizzata la topografia delle reliquie, non solo nel transetto, i 2 poli di San Mattia e di San Luca, nelle 2 absidi principali del transetto, ma nella corona delle cappelle tutto intorno ci stanno molte reliquie. E quindi quella è una chiesa martiriale. La parte trasversale è la parte martiriale della chiesa. Invece la parte monastica è quella longitudinale, che comincia con le navate, contiene le cappelle, che sono cappelle monastiche, non sono cappelle private, sono le cappelle dove i monaci andavano a celebrare la messa, e si conclude con il coro. Quindi noi possiamo leggere questa pianta veramente incredibile anche in questo modo, cioè con una lettura, come dici tu, funzionale. Ricordo solo un altro aspetto, che non è l'unica chiesa della congregazione che è non solo chiesa monastica ma anche chiesa martiriale. Per esempio, uno dei primi monasteri che entrano nella congregazione è San Paolo fuori le mura a Roma. Altro che martiriale, c'è la reliquia, c'è il corpo di San Paolo, quindi anche molte altre chiese della congregazione erano inizialmente chiese paleocristiane che poi erano state affidate nel Medioevo a comunità monastiche benedettine e poi entrano dopo molti secoli nella congregazione. Quindi in realtà questa doppia funzione delle chiese è abbastanza tipica della congregazione di Santa Giustina. Altre domande? Prego, sì? Arriva il... Grazie. Dicevo che questo che hai appena detto vale anche per la chiesa di San Giorgio, per la presenza del protomartire Stefano, no? Che anche lì una processione dogale, Natale, il giorno successivo, quindi c'è anche questo legame, e anche tutta la soluzione architettonica finale, diciamo, ha a che fare con questo aspetto, la vecchia posizione del presbiterio e così via. Appunto era solo una chiosa, non una vera e propria domanda. È
sotto traccia era quello che stavo pensando con un pezzo di cervello, nel senso che io sto lavorando su San Giorgio Maggiore in questo momento, mi sto chiedendo perché a un certo punto il corpo di Santo Stefano Protomartire viene spostato dal vecchio coro della chiesa all'altar maggiore, e lì ci stava benissimo, e poi dall'altar maggiore all'attuale posizione che è qui nell'altare del transetto nord, no? Alcuni hanno interpretato questa posizione come un'adesione ai canoni del Concilio di Trento, che vietava che l'altar maggiore fosse martiriale, cioè avesse un santo, no? All'interno, un reliquiario, e avesse solo funzione eucaristica. Ma secondo me non è solo questo, perché qui, secondo me, c'è proprio il modello di Santa Giustina che ancora una volta interviene. Fra l'altro noi possiamo leggere questa chiesa, San Giorgio Maggiore, anche con la posizione delle reliquie, che qui sono pochissime in realtà, però sono importanti. Ecco, quindi sicuramente c'è il modello di Santa Giustina che qui interviene, anche per la cronologia, cioè lo spostamento qui avviene pochissimo tempo dopo lo spostamento a Santa Giustina delle reliquie. Sì, giusto, sicurissimo, sì. Altre domande? Bene, allora grazie ancora per la vostra attenzione e buonasera. Grazie. E vi rimando alla prossima lezione di Guido Zucconi, la settimana prossima, giusto? Mercoledì prossimo. Arrivederci.